Non voglio avventurarmi in analisi complesse sul concetto di storia di carnevale che nel contesto maladense e nella cultura popolare di questo angolo straordinario del Vicentino ha ascendenze antiche. In occasione della visita dello scorso anno, non a caso, citai una ricerca eccezionale di Modesto Brian e Domenico Zamboni dal titolo Pical Carnevale, che rimane un testo eccezionale per comprendere le radici e le ragioni di questa festa, a cui fa cenno lo stesso Gigi Meneghello in Pomopero. In poche parole, il Ciaci, che appare irruento, irriverente, mi sono tagliato qualcos'altro anche, sebbene nato giusto 50 anni fa, vanta nobili origini, dopo vedremo il sangue se è proprio blu. Quest'anno celebriamo appunto una storia di 100 anni iniziata nel 1924, quando la società Pro Malo avviò il concorso dei carri mascherati che ancora oggi è vanto di questa manifestazione e che domani vedrà nella sfilata del martedì grasso, penultima sfilata, il gran finale con premiazione e assegnazione della Pessa. E il divertimento per tutti è assicurato. È previsto appunto per domenica 18 febbraio come evento di chiusura di tutta questa importante annata. Tutti questi anni non sono state sfumature di grigio, ma di 1000 colori attraverso i quali il nostro Ciaci e con lui tutti gli organizzatori del carnevale, dall'amministrazione comunale all'associazione Pro Malo, dai tanti sponsor che servono sempre in queste iniziative, ai cittadini volontari che permettono l'organizzazione e la gestione di questo evento unico nel panorama veneto. Ci fanno sognare e danno vita a uno spettacolo unico, uno spettacolo che pur tra risate, scherzi, colori, con i suoi cari e con tutta la festa maladense, mette in scena lo spettacolo della nostra vita. Io considero il mondo per quello che è, un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte, diceva Shakespeare nel Mercante di Venezia. E a Malo, i maladensi, Shakespeare lo hanno preso sul serio e anche il Ciaci, tra le sue battute e la sua irruenza, ci ricorda il messaggio della maschera più bella e commovente del Novecento, Charlie Chaplin, secondo il quale chi non ride mai non è una persona seria. Concludo con un augurio di buon compleanno al Ciaci, ai 100 anni del Carnevale di Malo, alla Pro Malo. Buon compleanno verso altri 100 e 100 e 100 ancora anni di lunga vita per il Carnevale di Malo. Io direi di passare la parola al sindaco Moreno Marsetti per il suo saluto in questa conferenza stampa. Vai. Grazie Presidente, un ringraziamento a tutti i presenti. Cosa dire, 100 anni di tradizione qui in questo bellissimo palazzo della Regione. È veramente un onore come amministrazione comunale scortare il nostro amatissimo Ciaci, simbolo della kermesse del Carnevale di Malo, che compie ormai oggi 100 anni. Abbiamo un calendario ricco di eventi che è stato costruito ad hoc per questo centenario grazie alla collaborazione tra Comune e Pro Loco. Devo dire che forza importante di questo evento sono i volontari e anche le figure simbolo che, diciamo così, rappresentano questa manifestazione. Abbiamo qui oggi presenti anche i nostri storici presentatori Marco Frigo e Marco Festa, scusate, e Elena Frigo. Ho invertito i cognomi, portate pazienza. E sicuramente la nostra madrina del centenario, Manuela Arcuri, che ringrazio ancora per essere qui oggi, ma anche per portare quello che è il Carnevale di Malo in tutta Italia. 100 anni di storia, un calendario ricco di eventi, abbiamo spaziato con la Pro Loco dalla cultura alla tradizione della cartapesta, che è una delle storiche diciamo così, dell'Italia, perché comunque il Carnevale di Malo si riconosce in questa tradizione da più di 100 anni. E diciamo così spaziamo dalla cultura allo sport. Abbiamo avuto in questi giorni, proprio nel fine settimana, un evento anche che coinvolge il mondo degli arcieri, quindi una forza sportiva del nostro territorio, ma poi abbiamo il coinvolgimento della scuola di danza, al pattinaggio, con le loro esibizioni che verranno fatte durante questo evento.
Oltre a questo abbiamo un altro evento importante che è quello dei Risi e Bisi con Bobby Solo, che sarà un altro evento importante di questa edizione, che si svolgerà sabato 17 e ha già trovato sold out a Malo. Ecco, cosa dire? Grazie ancora a tutti i volontari che si impegnano quotidianamente da anni per questo evento, perché veramente è una forza importante del nostro territorio e su questo evento lo si vede e lo si dimostra. E soprattutto un grazie al Ciaci che da un mese a sta parte ricopre il ruolo di sindaco e quindi mi toglie dall'incarico istituzionale e quindi buon lavoro al Ciaci per tutta questa manifestazione. Grazie. A posto siamo col Ciaci sindaco. Per fortuna che ci sono anche gli amici, il vice sindaco. Su questo non avevo dubbi. No, per fortuna che lo supportano anche il vice sindaco Matteo Golo e l'assessore alla cultura e non solo Silvia Berlato. Madrina di eccezione quest'anno Manuela Arcuri, che ringrazio per la presenza qui a Palazzo Ferrofini. Grazie a tutti quanti voi, grazie per avermi invitata. Per me è veramente un onore essere la madrina e faccio gli auguri al Carnevale di Malo che compie 100 anni, veramente gli auguro altri 100 anni di questo Carnevale, questa festa così bella, caratteristica, che è sempre bello portarla avanti negli anni, nella tradizione. È una festa dove io fin da piccolina ho sempre creduto, mi è sempre piaciuta ed è forse una delle poche feste che unisce i bambini con gli adulti, soprattutto celebrata in questo modo, così pubblicamente per le strade con la sfilata dei carri. Devo dire che ieri ero sul carro del Ciaci ed è stata un'emozione vedere dall'alto tutta l'energia e la voglia di festeggiare, di far festa, nonostante poi il tempo non fosse dei migliori, però questo si percepisce, l'ho sentito ed è stato veramente meraviglioso. Quindi io vi faccio veramente gli auguri dal profondo del mio cuore, grazie per avermi invitata, per me è un onore, lo ripeto, grazie. No, veramente grazie appunto per questa presenza che valorizza ulteriormente il Carnevale di Malo, che comunque anche con qualche goccia di pioggia ieri ha avuto migliaia di persone che comunque sono arrivate a festeggiare assieme appunto al Carnevale in un luogo storico per il Vicentino. Chiederei a Giuseppe Turone, presidente della Promalo, di portare anche il suo saluto e la sua operatività e sensazioni di questi giorni. Prego, Turone. Chi ha portato Chi ha portato appresso? Bottiglie. Buongiorno a tutti, ringrazio la presenza di tutti voi qui alla Regione. Cosa dire? 100 anni di storia del Carnevale di Malo sono effettivamente tanti, dove la Proloco di per sé ha sempre portato avanti questa tradizione e che continuerà a portare ancora negli anni quello che sta facendo fino ad oggi. Quindi 100 anni e auguri alla Carnevale di Malo. Grazie Presidente. Io che conosco abbastanza e da tempo il mondo del Proloco, devo dire che la Promalo da sempre nel panorama veneto è una delle realtà più operative, più organizzate e che propone appunto eventi a livello di assoluta eccellenza. Adesso passiamo al momento più impegnativo della giornata. Chiamerei qua il sindaco pro tempore Ciaci a dare il suo indirizzo di saluto e anche la prospettiva dei prossimi 100 anni. Prego. Attento ai scaini. Anche se mi fianco mi moreno vedo io e che so accompariremo. No, vai. Vai a prova il microfono. Prova! No, ma sei lungo. Allora, intanto, 600 anni che sopporto questi qua. 100 anni che sopporto. E mi fa fare un mese solo che deve essere di più. Giusto? Giusto? Applauso, grazie! Però ho detto, è una bella manifestazione, 100 anni, c'è pochi che arriva. E che arriverà anche a me, un altro pochi, più avanti, altri 100, ma che arriviamo. Mi voglio ringraziare qua
chi ne ha accolti, e il signor Chiambritti qua, e la signora Arcuri, o signorina non lo so. Ah, uguale, buon, dai, buon. E aspetta che adesso poi mi ricordi. Ah sì, no, voglio ringraziare anche tutti quanti, la pro, il sindaco, ex sindaco, perché intanto comandomi, intanto. E niente che dire, mi punto un po' più alto. Vero, signor Chiambretti? Proviamo, vediamo dove ti arrivi. La chiave non sia. La chiave la si sconta, perché Ah. sapendo che arrivavi la sconta. Va bene, dai. Bene, cosa voglio dire? Grazie a tutti, grazie per l'ospitalità. E se vediamo domani a Maio. E domani ci vediamo. Vieni, tocca a te. E domani a Bruxelles, forse domenica a Fonsalto. Buon, dai, anche ti aspetto, Porta la chiave. No, la chiave non porto. Buon. E niente, come volevo dirvi? Buon carnevale. Ogni scarso vale. Grazie. Posso andare? Sì. Atto qua. Libera uscita. Abbiamo portato un presente come organizzazione Proloquio Comune per il presidente.